Auspician Cooperativa Agrícola Ganadora de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Agroveterinaria Levaque, Comuna de Colonia Iturraspe, Librería y Juguetería El Ceibo, Organización 25 de Mayo. Acompañan FM 100, 100.1, FM Impacto 98.7, FM Colonia de Colonia Marina, Canal Cooperativo Alicia. Come sempre inizia la nuova programmazione dalle Parà la Fare, la programmazione 143 della famiglia piemontese Adolfo Varale Gambalunga, Sida Freire, Córdoba in Argentina. Come estás, Paulín? ¿Cómo vas? ¿Cómo te estás, Paulín? ¿Cómo está tutta la nostra cara audienza? Aspettiamo che poi vi. Estoy bien, penso che sia. Come dico sempre mi, torna un'altra volta qui che insomma si abbatte il tacun. Proprio Parà, Paulín, come abbiamo detto prima, la programmazione 143 dalle Parà la Fare. La Fare lì ciacciare tutte le smanie un po' piemontese, ascoltare un po' una storia, qualche cosa, ma la Fare lì ascoltare a parlare in piemontese, Paolino. Perché un argomento e come diciamo sempre ciacciaremo la lingua del nostro nonno. La lingua del nostro nonno, Paolino. Bene. Lo mando a ringraziare come sempre a nostri auspicianti, a tutta la gente che ha al dire, che fa commentare, che condivide la nostra trasmissione, Paolino. Una grossa importanza tu cadei alla gente che condivide, perché aspettare la programmazione e la far arrivare tante ma tante mire. Tante mire. Bin, Parà, Paolino. E semplicemente, Paolino, anche. Guarda, la mostra l'alpa, però che guarda l'ombra, no? La gente magari in pigranza, scordo, Una volta quando chiamava chiura l'era, cosa diceva? Alvan due calè l'ombra. Guardante calè l'ombra. Non fare casure se scustiamo a papino. No, adesso andiamo a lavorare per Tuma perché guardante calè già l'ombra. Però preparare Paolino, e poi andiamo a ciacciare da l'ura piemontesa, la hora piemontesa, porque la hora piemontesa es distinta a la hora que estamos acostumbrados normalmente a usar cuando decimos la hora en castellano, en Castilla, Paolino. Se viene una medesima ora per tutto il mondo, la forma ciamela, ma il piemontese visto come insomma è un po' una forma diversa. Una forma diversa, Como decimos siempre, tiene su razón y su motivo. Siempre hay que dar vuelta, investigar, averiguar un poquito y siempre se llega a la conclusión de que por algo viene y de dónde viene, Paolino, ¿no? Proprio. Arvan due calè l'ombra. Una frase tan dura. Sì, c'è un po' da prima dell'ora, prima di parlare dell'ora, ¿cómo se le dice al reloj? La muestra, le decían al reloj, la muestra, demostrar. Proprio come dice Steve. Prima di parlare dell'ora, 26 o 20 una cosa che da marca. La mostra, il reloj è la mostra. La mostra con di nonne in piemontese come sempre ha 3 o 4 sinonimi che sempre significano più o meno la medesima cosa e il più normale tu alle ciamelo la mostra. La mostra tutti i piemontesi sono tutti. Ora che blaga la bella mostra che la catasse. La mostra era una cosa che pattura la vita. No. Però entrarienti non calà, aspetta ci ha messo la rava, che la rava sarebbe un navo, per la forma che l'ha rotonda. La sciula, una sciula. La sciula, le partite facili per te, l'ora è una sciula. Però le per si smia. Le parlo che si smia, proprio. La galanta. E anche non che le belle sia sdovrava pa, la pittucarda. Proprio lì il pittucco, che come diceva sempre, alla sparire, meglio che mi desapareció, Che mi penso che sia piemontesa, No, no. Una persona che
As ves bem che la buona faccia le pituche. Le pittuche. Piuttosto le come sbitavo pituche. Sì. Fate la cricchignoli, vedete ben pittuca per andare a festa. Per andare al bar. Per andare al bar. Poi è un drinta da tutto che è la mostra, e diverse forme di Zuma Parai, perché la mostra è come questa si la man, ma dopo hay coca, viene la que están pendidas en las paredes, en los campanarios, hay varias formas de reloj. Come come non mostra per stiamo tutti. Con mostra Che lì che va al puls, che lì che le pendine la miraglia, che lì che niente ciuccheli il Gessie, lo campanario, come che il Caieve le Sin Freire, il monumento in la piazza, sempre per il stiamelo mostra e anche chi lì per lo che ci ha messo Armegi e Arleri o Arleri. Guardati, allora a chi pigrosaria, no? Se sono chi lì che vanno pendendo al miraglio che io si ciucche di Gessi o un monumento. Cioè, se facciamo mostra va bene, Arleri. Sì. Ma la mostra non diciamo universale. più normale, diciamo, di una mostra di miraglia, una che le pendevo. Che niente, l'uno fa la niente o già andata a sbagliare, diciamo, parai da localera al Piemonte. Niente belle sì alla mostra che lì che la vivo encima del taulín arriba la mesita de luz, digamos así, lo llamamos el desviarín, pero en realidad el desviarín. La razón. E l'uomo fa la niente perché niente perfette parole sono campione. O la giannetta sbagliata l'Italia. No, come la fa? No, veramente il desviarin o desiarin vincia male desviarin perché desvia. Con un burdel che campa se desvia poco il burdel che fa il ciuchin lì insieme la sappa interna la neve. No. Però desvia si desvia. Si desvia. No, dice che desiarin hanno portato i piemontesi da là. Da là. A dimmi una volta un amico da là del Piemonte che dice che non una volta facevo tanta economia che fine è lettere dice che si mangiava. Si chiama desviari. Desviari. Il genere che dice col desviari. Il desviari. Beh sì, sempre costuma ascoltare desviari. Che il game per lì è visivo desviari. Per un po' che niente. Io ero che l'avevo dato un po' più a scuola, sai? Che sapevo tu. Che sapevo più o meno lo che significava la parola. Sì, proprio. Luca era la parola. Ma uno non va fichesse proprio Luca l'ura piemontesa. Lo que es la hora piemontesa. ¿Por qué no es igual decir la hora en castellano che decir la hora in piemontés? Allora una grossa differenza in le prime 3 ore. Sì. Lì è una differenza perché facciamo da un bot, 2 bot e 3 bot e l'ora stiamo a bot. Da 4 ore avanti stiamo a ora. Per motivo va a sapere. Ni tante versioni, insomma, parai, tante teste, tante idee, come diciamo sempre, pero hay varios, digamos así, dichos de dónde proviene el bot. El bot en cul. Il bot alle proprio in cul. E che lì mi dicevo, a piace a volte, Paolo, perché una volta l'avevo ascoltato che dicevo, guarda chi lui lì a piace a volte. Proprio, a svischero lì. Dicevo una cosa che lo dicevo, che piace a botte, non piace a culpa, non piace a culpa. Che non piace con gli stivali, i gambini, no, piace a culpa. El bot all'encul. El bot all'encul, es un golpe, así que el bot es un golpe. Para que arrancamos, digamos así, sería una de medianoche, sería medianoche. Mezzanotte. Mezzanotte. Un quart bot. Un quart bot. Sería
i quarto. 2 e un quarto seria. Dillo in Castillo, un piemontese 2 y cuarto, un quarto e bot. Un quarto et bot. 12 y media, Mes bot, mes bot. perché sarebbe dopo ven un bot. Prima sarebbe un bot meno quarto. Un bot meno quart, dopo un bot. La una. Un bot e quart, un bot e mes, Due. 2 meno un quarto. 2 meno un quart. Chiudere. 2 bot meno un quart. Una cosa parecchia. Sempre bot la mattina, se la stacca a mezza. A mezzanotte, insomma, cammina parlo. Io bot la mattina. Fino a 4 ore. Fino a 4 ore è sempre pareil. Dopo tacca con la medesima storia, ma ore. Con 5 ore, 6 ore. 4 ore, 5 ore, 6 ore. Fin a Mesdì. Mesdì sería el mediodía. Las 12 del mediodía. Las 12 del mediodía sería el mesdì. 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 Lì arriva a mesdì e noi diciamo in Castiglia per le chiame a un botte sera, passa già un botte sera, che torna con la medesima. Mes bot, un quarto bot, un bot meno un quarto, però sempre sera. Sempre sera. Invece noi lì passiamo a tarde ore, 14 ore. Invece in Piemontese è sempre 15, 17, claro, proprio pareil seria sempre, sono sempre botte sera, come la mattina, insomma a tarde ore, 14 ore, no, 2 bot, 3 bot, 4 ore, 5 ore, ma sempre e sera. E dopo tacca già 5 ore. 5 ore, 6 ore, le ore già marenda, Así que el bot es un golpe. Y più o meno, Paulín, la storia di Yuma Parai che pia saramba tutta clafare sì dal bot, scugnir più o meno, no? Ma più o meno chi l'è. Ale pas tan precisa, mas dis, ale la única spiegazione logica che spel dice. Che dice che hay niente, come tu lo dite, niente proprio preciso, ma dice che come i mostri ha battuto l'ora, quanto ha battuto alla mattina, battia una volta, battia 2 volte, battia 3 volte, l'ha già battuto 3 cul, l'ha già dato. Alle ore, alle buone ore, alle ore a parte del lavoro. Dopo una volta che ero usando il lavoro, ha causato con 3 ore, 4 ore, 5 ore. Y stes pasaba con el Don Mesdì, cuando arrivava il Sugnat discutavo la mostra a batte, ha già dato un bot, 2 bot, 3 bot. Ora da parte del Mandi, un doma Drumio come con Nuria, per di gol, sempre quadremo con noi due. Sí, propiamente sí que se ve que dormía con el oído atento para escuchar los campanazos, para despertarse, para ir a dormir, a trabajar, perdón. A usted se prendía a trabajar. ¿Qué apparen, Tornum a dirlo que la spiegazione è una spiegazione teórica, le precisa. Pero entre tantas explicaciones que hay, la más lógica, Pablito, sería esta. Que pia saranda, diciamo. E non è panauta, perché da noi non sarebbe pas nessun motivo per spiegare per cosa i prime 3 ore dopo il mesanello, dopo il mesdì, facciamo bot e 8 ore. È una roba che unicamente la lingua piemontese. La lingua piemontese è. Sì. Ma è facile, E poi has visto che noi in Argentina, una coca che stiamo lì, quando parliamo in piemontese, fino a 3 ore, che sarebbe 3 bot. 3 bot. Fino a lì c'è un mai e da lì avanti. Che vuol dire? 3 bot la mattina, diciamo, per 3 bot la a cera diciamo pa 3 bot a cera, diciamo ma 3 bot. 3 bot. Ma anche 3 a 3 della mattina, per esempio, 3 bot la mattina, diciamo, per la tecnica scustima pata difficile, Era 3 della mattina, io ancora accusami e a 4 ore sai poi per cosa che da fare che
No es tan fácil, no es tan fácil de entender. Comunque parla piemontese resta complicato. Resta abbastanza complicato, Paolino. Sì. Che ora, al di là che, insomma, la differenza l'urale insieme all'Italia è le culture, no? Culture, in Culture. 4 Una volta scambiava quando l'urale per esempio l'Argentina, ti scordi? Quando io impazzì la gente, Risale, io ero un po' contento. io ero contenta, gente seguitava con la mostra, con l'ura veia, del tempo, una fare che Che ora calò? Ora nuova o ora vecchia? Eh. Zio? Sì, però dopo ora certo, como televisor. Entonces, ¿se acuerdan de por ahí la gente y en peso viejo cómo sería? Te decía, ¿eh? Porque salía para el cambio, sai? Una fiera. veramente gli argentini ti sbagli un po'. Sí. Sì, sì. Parece que hoy está. Pero sí que bueno, 4 horas de la Argentina a Italia. ¿Eh? Parecchie quanti. Y una volta era 5 ore. Sento, in tempo d'arena erano ora lì. Sì, sì. Dopo loro, quando arrivo all'istà, a spirso la differenza. Sì. In tempo d'inverno, hai una più dura differenza. Sì, proprio per Paolo. Insomma, noi in Argentina non riguarda il vero ridere dal sole. Se insomma il posto o no, sapevo pas cosa Era dire. un po' sumapar. Allora, Più o meno. Lo che sapevo dire nel televisore. cioè, niente più seguito perché lei già ne come tu fai. Lo voy a cortar un poco de música, Carlito, ¿eh? Trajimos también un poco de música para acompañar, como siempre, ¿eh? Per tagliare un momentino la registrazione. Todavía un momentín, déjame saludar antes de ir a la música, a gente que nos acompaña y sigue la transmisión. Oscar Delgado, Patricia Perfumo, Francesco Foliato, Josefina, la Kika Panero, que acompaña también siempre nuestra transmisión, participando también una vez el día de Ale Pará y la Fale. Sì, Vai contando una storia in prime programma. parece que fuman sale un blog. Parece que Paulín, vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar un poquitito de música y después volvemos con la hora piemontesa. La desperdite che mi tvoi con una carissa, il sorriso e un bel basin. Mi distiamo caressando i tuoi capelli, come se di tu un'italiana fosse me. Per spiegare la vita a me fior, con poesie eterne del mio cuore, per confidare mie speranze me sagri, perdonami mamma se parlo in italiano. Nasca fassa ancora coi nostri fiori, nasca fasa noi, cantum piemontese, canzun la tradizione, canzun neve con emozione. Ma se mattina mamma parlo un piemontese, usgranda e fiamma eterna delle mie reis, con gli amici che suvenza attorno al paese, per nell'arse ansietà nostre radici. Narvangia tutti insieme a tu capire,
talenga, passa un mac per bestemie e zoomla le cofaita per parlé e stasera tutti insieme a sto cantè non scaffa Una bella canzone da nostro amico Piero Montanaro, la gira in ver piemontese che canta proprio canzoni a fa granella pelle, già che parliamo allora, non che passa niente. anche che sia la notte. Prima che si faccia niente, parliamo piemontese. Continuiamo un po' con i saluti. Dai, Giuseppe Paolin, Bruno Aragno, Graciela Gagliardi, Noemì Motier, Ettore Ugo Raviolo. pare che una bella combricula, la combricula fraga, come diciamo sempre, che lui mi dà su nevole, lui mi dà cantare con i nostri amici piemontesi, lui mi dà su ne la gente, pare che se passa non va fare una filmina. Dai, che cose lì sono dure. In puma pa, per la misura, fuma una filmina. Però è un po' 25 perché faccia per curare. Faccia per curare. Il filmino è sorprendente. Una volta la gente diceva, fate curare. Fate curare. Paolin, l'orario accompagna di Zuma Parai con la forma, l'ora mangiaria. Acompaña también la hora de las comidas diarias, como quien dice, A la mañana temprana, una piuma. Venta più la colazione. La colazione. E sicuramente in chi tempo lì che sono cammina per lì che l'ambitare il bot che contavo il cul per la mostra la colazione era a buon ora. Bien temprano, Bien. Come hai che parola lì? No. Tu non la costume ciamela che è una colazione light. No, con bastante caloria, Bin con tante cose. Bien accompagnato, come dite una volta, Salam, Sì. e bei tocca il pan, che in quell'epoca lì andiamo che il pan a faceva per me. Sì, una volta i vecchi dice, ne mangia pan, io, ne bette pan. E quando mangiate il pan e tu mangi il pan, io sentivo ma capitanza, sentivo ma capitanza. Proprio per Paoli. Da colazione saltuma al Disney, al Maria. Hai per niente il mese. No, In davanti lui per lì spicca se qualcosa. no, se no è niente. Hai niente. Il mese di Il mese di, dopo più a mezza sera, diciamo, parai, che il Disney come dice stia il mese di, però la gente una volta lo mangiava proprio puntuale. puntuale. Mese di o mese di meno un quarto. Sì. Come diciamo sempre Paolino, è un profumo, un perfume che le funne una volta attaccavo a fare che il Disney a 9 ore, 9 e mezza, 10 ore della mattina. L'odore che si sentia sempre, il profumo che era sempre nella strada o quando andassi a sparare a casa, era una cosa che aveva fa pintare lì. No. E l'orario di mangiare la tirasse un po' avanti. La Sì. gente che in Libia sia mangia un bocci, che sai. Sì. Però Un'altra cosa. anche quando noi ero circa, per ma 3 dindare,
la gente mangiava a mesdì o, A mesdì. o prima al mesdì. E in campagna tante volte l'orario dal Disney lo evitava il camion dal lei. Sì. Allora che vantava del lei, pare che Sì. la gente comandagia muse e era tanta gente che mangiava un po' più in mezza mattina, un po' più in mezza mattina mangiava già il Disney. Mangiavo già il Disney, proprio per Paolino, Luma il Disney, dopo Luma la merenda, che differenza è? Perché qua abbiamo la merenda sinoira, lei già una merenda un po' più tarza in plurale, sai? Marenda è quella lì che mangi da messa sera e balena, marenda. La marenda sinoira mangia alle panesine alle marenda, le l'intramè. Tra me. Sarebbe una cena un po' Una preparata. merenda un po' piccolina. Sì, ma che ti impedisce già. Se non è. Fa capire manca mangiasina, con Bene. la merenda sinoira fa capire Bene. manca mangiasina. Dopo te mangi la signa, La cena che come risuma sempre, sempre l'era arrivare presto. e presto perché se era palciai, Ecco. mangiavo anche prima che fa da neve, Nans che si fa sanare. una candela a mangesina, E facevo poi l'economia di scheda, Sì. puntavo il nono. se, proprio per Pare che casina lì era piena marenda sinoira che nasina. se idea che se, Mangiavo era ancora il sul. Aveva ancora andato il sul sud. il sul sud, proprio per Hai visto che non una differenza con i piemontesi? Sì. Loro dicono il sul tramunta. tramonta, E invece i nostri nonni ve le sia l'antacadia il sul sud. se Ma me forse pensé, credo che lei arriva a una spiegazione. vive un po'. In Aietà montagne sì, perché No. tramonta. No. La pampa gringa No, in Aietà tramontesa è monte. no. Tutta. Al sul sud. Tutta, Pare che Clarisa lì è l'uomo fa la idea. Per forza perché in piemontesca sia sì in Raffaella, in San Francesco, in Freire, in Campania Marina, Va bene. il sole No. a calò giù in si montagne, va sotto ma No. va sotto in la piana, nel llano. Poi lì, dopo la cena, ne piese il pusa caffè, come dici? Poi sarebbe la roba d'usa, piesa in caffè e dopo pusa caffè. Un pusa caffè. Un pusa caffè, che non capisco lì. Che il pusa caffè, Paolino, idea che l'era la bottiglia lì che la viu in nonno sdrissà, da Fernet, Ginebra, tutta quella roba lì che da zio un basin prima di andare. Sì, o se lo servivo, che era gente, mi buttava un tembicer che si chiamava il cicchiet. Preparare. E non è costume del Fernet. Poco e niente. Io sdrissà, squadra sempre la vi una bottiglia per lì sdrissà e prima di andare a dormire hai da zio un basin e dopo tu con te. La bottiglia era il misio la guardaroba. Sì. E era per se ciapare se stimiere o per digerire. Proprio per Paolino. Na fare Paolino il reloj de pendulo, Paolito, La pendula, di una volta. Pendula pendiva nella miraglia. La pendula di nonno, perché sempre i nonno le quando che ruavo, che guidava di Duma a parare il pendolo era il nonno. E vai la tu che, comandava chiaro. Diciamo che era la mostra ufficiale della casa. La mostra ufficiale della casa. Era neanche in cucina. No. Era il posto lì, la sala lì che noi ci avevamo messo in Castiglia, messo in Piemontese, diciamo il comedore. Il comedore. E lì prendeva la sala a mangiare, ma che trovava con camicia gente. Lì al pendulo. Cada tanto se dice che más o menos hay que darle cuerda. Dile la ciao. Perché mi sia una ciao. Mi sia una ciao. E secondo la sorte pendulo, no? Sono fatti gli stessi. Però in Aieka dico una volta alla settimana, in dì, penso che in sarà che i denti da giro tutti i dì, no. Che il Caldan tutti i dì ha la mostra dalla Manseri. Sì. E l'altra era da una settimana che i denti dicevo fino a 20 dì che tirava la corda o monté la mostra. La cuerda, según estuvimos, nos contaron un poquito de historias, de todo lo que es la relojería y todo eso, que fuimos a visitar
a los que más o menos también saben, los más grandecitos, como siempre. Decir que uno tiene amigos, si no, ¿qué sería de la programación sin los amigos? Evento ringraziare come sempre. Paulino. La cuerda, el reloj pulsera, la mustra della mano, todos los días. Y se recomienda a la misma hora. E perdere corda en vesla dalla mano. E anche l'auto che le pendula la miraglia, la pendola, se ti la vas a 4 ore, a 4 ore. Siempre a la misma hora. Sempre alla misma hora. Sì. E dico perché la mostra lì, l'orologio funziona bene, come lei che venta pendilo? Ben dritto. Ben a livello. Ben a livello. Il nuovo pendolo disca il segreto di un apparecchio alle qualcuno ha traído già, apportavo il livello in 30, che la lì che aveva la bullet leva. La bullet leva, la balinga. La balinga. Mi dico la balinga. Qui sono tutti e due in maniera che il livello lì che dovrebbe per sulla bullet. Algunos relojes dicen que ya traían, el reloj de péndulo ya traía el nivel incluido, porque el nivel es muy, muy importante en el funcionamiento y para mantener la hora del péndulo. Perché ogni anno andare e avanza pa. Come as mantenga lui. Es que aquí Kazan proprio bin chaira tutto lo che le vete bin al livello di un apparecchio e che la mostra dal pendulo a ugna proprio bin, un tasco tel tic, che si scuta proprio tic, según que saben, le vamos a contar una historia que nos contaron, se tiene que escuchar los que sabían propiamente, que estaban, los que hacían el oficio, como quien dice, de la relojería, era el tic-tac, tic-tac. Así, bien, la cadencia, digamos, en la secuencia de los golpes. Porque si ti te escuches tic, tic, tic-tac, no está nivelado el péndulo. Dopo, come il tempo varia l'ora. A varia l'ora e a sciapaco se arruina la maquinaria también. Guarda Marco. Guarda Marco. El nivel è tanto importante per che andai sabin e che durei santal tempo, Paolino. Una cosa che mi sapevo. No, mi anca. E anche butte l'ora, se avapa bin l'ora di un apparecchio che digamos quedó atrasado, che l'andai un po' più l'ora, sempre va ad incontrare da lui all'ora, no, sempre avanti. Serio, lì quanto il dovuto se muore sempre entre el senso che giro io. Sí, siempre en el sentido horario se tiene que poner la hora, no hay que volver las agujas para ti danno alla macchina della musica se la fa dire. Paulina, guarda, fino ad anni contame una storia, los péndulos, con la frai e la cau a cambia colorare. Venme padilón, que la dilatación a la influenza. La dilatación del péndulo, la varilla del péndulo del badoch di un apparecchio, a cambia con la dilatación de la frai e la cau e a cambia l'orare della macchina. Perché la pinunga se fa cau, digamos, di un apparecchio, il badoch a 20 lung. Le una cosa, però una frisina. Das pa conta, ma a cambia, a varia già l'orare. Ora che fai, a 20 piccita di un apparecchio piccurta, il movimento alle piccure e a varia con l'orare. Altra una roba che mi lo sapevo pa. Per non che tanti dicevo che il badoc lì diventava che fai il bosco. Però per che cambia patan. Cambia a varia patan con la fraite e la cau. Proprio per e un'altra cosa che la mia in testa, ma per ti dicevi che la mostra al mano inventava corda. Ma noi, ma le prime mostre
Calavio i nonno avevano più mostre che andasio al Puls, non sa Al sacoche. il reloj de bolsillo, Che bolsillo, proprio per ahí. in mostre sacoche. Che figa y cayeron bien enamorados, la vio la futina, la futina drinta, Sì, perché in era chi lui Calavio, come diciamo noi in cattiva la tappa, il cuerzo, Il cuerzo, la chuerca, La chuerca. diría nuestra misa la chuerca. A mí, si yo te tengo que preguntar la hora en piemontés, porque acá decimos qué hora es, qué horas son, Tirame las agujas. tirarme las agujas, dices cualquiera barbaridad propia, cosas senza senso propio. En piemontés, ¿cómo te tendría que decir para pedirte la hora en piemontés, Pablín? Torna al medesimo discorso ¿Qué hora te alejo? che talea di bindì. In è informe più o meno ufficiale che sono tutte bindite per l'ora piemontese. Ah, bien. Quella che la ditti che ora le che ora calè sono i due che dovevano non ve ne sì. Che ora le e che ora calè. ¿Qué hora calé? Due e in è di 83. Una disponente. Che ora un le lu? Un lelú. Che ora un le lu? Alla lì, l'hai mai ascoltato Galli? No. Che ora è lu? Quasi stesso. C'è? E che ora è la? Che ora è la? E là. Che tre forme lì sono pas tan normali. No. Sono pas tan normali da me. Che ora è? Che ora è e che ora tale a sbora sì, a sbora. Lo ascoltare. Se a sbora ti dico quando parlo. Sì. Dimmi un po' l'ora, però che ora che La muestra lì, la sacocha, come decía ti, Paulín, el reloj de bolsillo, que lì Rutun, alla paro un herrero alemán, ¿qué se dice el herrero? El herrero del fre. El fre tedesco. Ecco, tedesco alman un po' per piemontese alman alle cobindi. Perché alla paro entre il 1505 all'an fa chi mostre lì rotunde cuando sacaron las pesas las cambiaron por los resortes. Ya con una máquina più moderna. Una máquina P moderna. E la muestra del pulse, el reloj pulsera, lo que decimos normalmente nosotros, fue creado en 1904 por encargo de la reina de Nápoles. Para que una bella storia qua. E una bella storia qua che mi sabiu pa che tra che non machame sempre a quaidin que nos desburre, como decimos nosotros, porque algunos relojes tienen los números romanos y los otros tienen los decimales, los arábigos. ¿Por qué cambian ahí? ¿Por qué hay un cambio entre usar números romanos si es por ahí cambian los relojes o cambian la hora? No. La farele che entre la prima numeración, digamos, para el mundial, alla stata y romano. Los números romanos fueron la primera numeración que hubo, i primi numeri alla stata y romano. Con la caída, digamos, para cuando andaita Rabel, l'imperio romano, entre il secolo IV, gli arabi hanno pastaita con i man in sacocha. Cosa l'hanno fica, andrinta la numeración, el número 0. Que andrinta el número romano es un pa, ayepa. Así que los árabes dieron un salto, una revolución a todo lo que era la numerología, incorporando el 0. Y los romanos alla stata pondare, diciamo parae. Pero no, con tutto sì, alla fase, diciamo parae, una nueva modernización de todo lo que era los números y recayó también sobre lo que eran los relojes. Se vi Setit Vardes
en los relojes aparecen, tal sea que si da el pulso o que es el péndulo, que es un pendent le muraille o tutto lo che ti deve guardare, ahí tutte e due numerazioni. Per cosa? As dis che il numero roman has buto en ti mustre che sono pit blaga, pit sol, que justo un poco pi. Los números romanos te dan un poquito más de estatus, de nivel, dice. Sono mostre un po' più per essere ben vestiti, insomma. Insomma, parai, pi blaghe. Dà un po' più di importanza. Sì. Anche Paulin e anche Annaie Cod mostre che il numero 4, la tuviste que el número 4 en rumán ale un palito y la ve, insomma, parai, Ahí es cuatro palitos. Ah, sì, Annaie Cod una lettera Icali, no? sì, Sì. la ve. La V, il sim. La ve. Il valutin che è davanti è una lettera, cosa sarebbe la I lì o la I? La I, penso que sea. Penso che sia. Para que aparecen como cuatro palitos en vez de la B y el palito, para que sea más fácil de leer la hora. Por eso que los relojes más comunes y corrientes llevan la numerología, la común, la árabe, la arábiga. Quella che capiamo Pilest. Sì, la che capiamo Pilest. Pilest. Una storia che mi la sapevo che era una fase che no, a cambia más perché diciamo, le più facili di leggere, le più un po' più per la gente blaga, diciamo. Sì. Veramente non l'ho mai sentito. Cioè, come si dice sempre, allora contiamo una bella storia lì, non prendo. E parlando un po' dei mostri per il saccoccia, la blaga, essere ben vestito, perché lo entra un po' in quel senso direi. L'altro giorno ho visto una foto su del Facebook dalla prima cita, che sai tu come si dice la cita, la prima volta che vas truete con l'amorosa, dal nono, tanti anni andare, con il caplin in testa, una bella vestimenta, giacca, croata, i bravi bimbi, tagli, stampe, lustre, la mostra senza saccoccia, la saccoccia della giacca, e la foto, ora dopo 80 anni, dal nieto, che va a trovarsi con l'amorosa per prima volta, con la beretta tirando a re, il cabello, i brai alla spagassa, come la cambiò la moda, vestisse bene e vestisse male. E la mostra? E la mostra se la via. Sì, la via. No, ahí papi la testona cortera no. Con il telefonino sa un mattetto. Ora con il telefonino ha cambiato. Sì. Paolì, una bella storia a Santa Rita con la mostra, no? Sì. Che era proprio ficcante la muraglia, Paolino, Proprio. Ahí in cura, lì. Ahí in cura. Ahí in acá, che ahí papi gente che vive in 30, as dis che sono i primi colono che l'hanno arrivato alla colonia, piano, cognum, e clum lì alla via fai una mostra che marcava ma che lui era Doc Disney e neanche tan bien perché dipendia un po' dalla stagione. Ma l'aveva vernizzato, pintato in una miraglia, parei, tutti i giuri dopo alla piantare ferro e con l'ombra che dava il ferro marcava lui. Meno che sono un po' ben sicuro se l'aveva fatto due file di numeri perché quando cambiava la stagione visto che l'ombra stramira tutto. Però marcava abbastanza ben, sai pa, d'un 3 mesi l'anno la marcava quasi giusta lui. Marcava mai da Doc Disney fino a ottobre. Pare che la mattina era per durare. La mattina con l'ombra. Dove cade l'ombra, No, però dentro la parte del nord, la gente che da Fregro, la zona, che non deve, alle Patandistan, e è una cosa che fa parte della storia. Tante mire che per essere una cosa che la fa in campagnina, in Ciardè, come diciamo noi. Ma pare che per l'ora, che ora calè? Che ora? Che ora calè? E un bot, 2 bot, 3 bot, 4 ore sarebbe Paolino, 4 ore la storia lo racconta più o meno come l'uma le zi più o meno calera fare. Come l'uma le zi calera fare. Dopo almeno alle parole Luca dice la storia. E ieri, diciamo, parole
Perché se ti da snackes il deal belecinte il telefonin te da la hora oficial. Ahí es la hora oficial. ¿Eh? Sí, ayer hay un post una muestra que marca l'ora ufficiale. Susia es troba entre l'Osservatorio Naval de Norteamérica, No. l'Osservatorio Naval de los Estados Unidos. Ahora Hawaii Sul. No, Combinanze man. in Washington, vitale, piazzate l'osservatorio lì. E che mostra lì lavora pa sul, con diette mostre atomiche, Ma dai. mostre atomiche che trovano diverse parti del mondo. Para que entre tú y encima a pan lura oficial. L'ora ufficiale del mondo. Así que la hora oficial está marcada en Estados Unidos, la marca Estados Unidos, junto con otros, digamos así, relojes que están en diferentes lugares. Para que nada. E non che sia un post che sia l'ora ufficiale, Se no. perché come il meter, hai un meter che è proprio dal meter giusto, Sì. come hai tante cose, come hai una pesa da un chilo giusto, che Sì. in tante parti del mondo è, perché tutto lo che l'uomo le cose che saranno più o meno per differenza dell'ora Sì, e in è sempre. È sempre per niente. Poi Luca è sempre differenza di quello del tempo, belle sì, il tempo è una misura del tempo perché è un po' più lungo, Non ti hai visto? Per lì passano un po' giù, però no, deve essere rispettoso con l'orario. Quell'urare, Paolín, proprio para Paolín. Bueno, ringraziare a tutta la gente che accompagna sempre la programmazione delle Parade da Fare. E che vamos a parlare un po' di una piemontesa, la hora piemontesa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se pide la hora? ¿Por qué viene? ¿Cómo se llaman las distintas actividades que uno realiza a la mañana? La merienda, la cena, un poquito todo. Las costumbres, cómo le llamaban los viejos, la gente grande por ahí, a los momentos esos del día, tan importante porque se encontraba toda la familia, una taula abbastanza lunga. Una tavola abbastanza lunga. Per fare buon Disney, buone sì. E anche se andava da sera avanti, fuori al Pusa Caffè ancora Arsinun, Arsinun. Sarebbe contento insomma il trasnotte. Una bella paella del fricassata, una caulura, Salà. Per lì trovavo la gente per le feste, quando finivano, boh, la mattina, ben a mia casa, fuma Arsinun. Qualcosa spittucuro. Una era sempre. Cioè, sarà fino alla domenica che viene, quando torniamo a abbiamo il tacun, come dicono a me Paolina, a ciacciare un po' in piemontese. Proprio sarà fino alla domenica che viene, quando il nome torna in un'altra programmazione le Parade da Fare. Farei che aspettiamo che tu finisci bene la domenica e domani lunes attacca una buona settimana a lavorare. Se sentiamo la settimana più. Sentiamo la settimana più. Ciao. Ciao. Auspician Cooperativa Agrícola Ganadera de Consumo Preide Limitada, Comuna de Colonia Anita, Agroveterinaria Levaque, Comuna de Colonia Iturraspe, Librería y Juguetería El Ceibo, Organización 25 de Mayo. Acompañan FM 100, 100.1, FM Impacto 98.7, FM Colonia de Colonia Marina, Canal Cooperativo Alicia.